Nicoletta, oggi ti parlo di un argomento per me molto molto importante, mi sta molto a cuore, l'errore vincente, perché spesso succede che per abitudine, per una sorta di, come si può dire, continuità, per paura, per mille motivi, non cambiamo le cose e quindi si arriva a sbagliare. Oppure ciò che ci fa tanto paura e che viene considerato un errore che può segnarci la vita, in realtà nell'immediato è così. Poi nel tempo diventa la cosa più bella che ci è successa. Pensa cosa ti è successo nella vita che inizialmente ti sembrava essere un dramma, un ostacolo, una battuta d'arresto e che in realtà poi si è trasformata in qualcosa che ti ha aperto nuove strade, che ti ha dato nuova linfa, che ti ha ridato una sorta di nutrimento all'anima. Io adesso sono a Lugano, sono nella casa di Lugano e mi sento che il mio essere qui è dovuto anche a qualcosa che si è sgretolato nella mia vita, qualcosa che sembrava essere così stabile, così sicuro, così bello, a qualcosa che mi dava successo, mi dava sicurezza personale, professionale, affettiva, che poi è andato a rompersi e per qualcuno sarebbe stato il dramma più grande. Non nego che all'inizio era così anche per me, solo che poi la vita è splendida e come dice Coelho a volte la vita gioca a scacchi con il destino e da lassù giocano un po' a scacchi con noi. Perché cosa succede? Quello che sembra la cosa più grave, la cosa più buia, la cosa da cui non si può uscire, o la cosa che ti devasta e che ti rompe ogni singola certezza, si trasforma in un'opportunità di metterti alla prova, un'opportunità di misurarti, un'opportunità di vedere cosa sai fare, cosa vali e cosa sai dare anche con un abito diverso, anche avendo il coraggio, come avviene a volte in natura, di togliersi di dosso una pelle e di indossarne una nuova. Certo, inizialmente può far male, inizialmente destabilizza, perché ogni nuovo equilibrio inizialmente crea un disequilibrio. E per me l'errore vincente è stato quello, quando nella vita tutto è insieme, vita sociale, personale, affettiva, lavorativa, e una di questa si sgretola, si fa sgretolare tutto il resto, perché se il perno con cui condividi tutto è una persona e con quella persona poi non va più, tutto si sgretola in modo così, come fosse un castello di sabbia. E poi questa cosa invece mi ha dato la possibilità di rimisurarmi, di misurare me stessa, di capire cosa valevo, di capire a che livello potevo arrivare anche da sola, senza l'appoggio magari anche solo psicologico di un'altra persona. Mi ha permesso di scoprire un nuovo territorio, di arrivare in una terra che amo molto, di conoscere nuove persone, di aprire il cuore a nuove possibilità. Questo è stato un errore vincente. Perché ti parlo di questo? Perché il 16 aprile a San Patrignano condividerò il palco e sarò onorata di essere sul palco con Paolo Crepè, con Enzo Iacchetti, con Ciro Ferrara, con Gianluca Spadoni e anche con Jack, un'altra persona che è un giocatore di volley che ha avuto un cancro, che vi racconteranno e vi racconteremo come quello che sembrava un errore in realtà si è trasformato in una grande opportunità di crescita, dandovi anche qualche strumento concreto, perché questo è determinante. Imparare ad imparare e sapere che non c'è fallimento se c'è apprendimento. Qual è l'errore che inizialmente consideravi un dramma e che ora in realtà è una cosa stupenda, che ti ha dato la possibilità di essere ciò che sei? E qual è quella cosa che ti spaventa così tanto e che ti può invece diventare, si può trasformare in un altro errore vincente? Perché è così, se ci credi e se sai che le cose arrivano e se ti senti connesso a qualcosa che va oltre te stesso, non c'è errore, c'è solo apprendimento. Perché, come dico sempre, trasforma il tuo presente per generare e creare il tuo futuro. E scusandomi della faccina stanchina, perché veramente dopo 9 giorni d'aula adesso c'è qualche giorno di stop, di meritato riposo. È una scelta anche questa, è quella che ho fatto, di essere così tanto in aula e di essere poi così tanto a riposo. Scegli sempre e scegli che quell'errore diventi una bella possibilità di fare un passo oltre ciò che in realtà era stantio, ciò che in realtà ti imprigionava, ciò che in realtà era solo un'abitudine che tu ritenevi essere proficua e non era più così tanto ecologica.
E da Lugano, da Nicoletta è tutto e ciao, buon errore vincente, ciao ciao, ciao! Yeah, you can be the greatest, you can be the best.